professoressa Irene Giardina è la nostra ospite, è associata all'Università di Roma La Sapienza, è una ricercatrice del CNR e a tal proposito ricordo che proprio nelle Scienze di febbraio è apparsa una sua ultima pubblicazione sempre sull'argomento che tratterà questa sera, che è relativo al volo degli storni e le relazioni sui studi della fisica. Sapete che a me interessa sempre scoprire perché i nostri oratori hanno iniziato i loro studi, perché potrebbe essere di stimolo ai giovani che ci frequentano piuttosto che a noi che riportiamo i giovani a casa. E da un punto di vista strettamente personale, ovviamente, sono sempre molto entusiasta di presentare professoresse anziché sempre professori, e confortata anche dalle statistiche e dalle 4 parole che abbiamo fatto prima. Lei ci riporta che attualmente le università anche italiane sono frequentate in realtà da una popolazione mediamente distribuita, quindi tra ragazzi e ragazze, il che mi fa bene sperare. E il risultato invece è un po' diverso nel mondo del lavoro, dove soprattutto in ambito di ricerca le donne scarseggiano, almeno in Italia, ma potrei aggiungere con un po' di tristezza che forse scarseggiano proprio gli studi di ricerca in Italia, perché sono le donne. Confidiamo sempre, come? I soldi. Oltre che i soldi. Diciamo che sicuramente i cervelli non mancherebbero, mancano forse le strutture che gli consente di farli emergere. Detto ciò, l'argomento ritengo che sia curioso per chi non lo conosce, ma sicuramente con una profondità scientifica notevole. E altra curiosità, e permettetemi, sono semplicemente curiosità, perché si studia il volo degli stornelli? Perché, come mi ha detto la professoressa, abitando a Roma di uccelli ce ne sono tanti. È un paragone che mi ha particolarmente colpito, è il fatto che in effetti i movimenti delle particelle sono un po' come gli uccelli del cielo, potremmo vederli con questa nuova visione. Buon ascolto a tutti. Mi è stato chiesto poco fa per quale motivo ho cominciato ad interessarmi al volo degli storni. Allora, degli storni. Io penso che per fare capire bene questa cosa è importante fare vedere di che cosa si tratta, cioè qual è il fenomeno. È stato girato a Roma. Quelli che vedete sono stormi di storni. Gli storni passano a Roma il periodo invernale, quindi da fine ottobre fino a fine marzo, e normalmente durante il giorno vivono nella campagna, vanno a procurarsi cibo nelle zone circostanti la città. La sera però tornano in città perché vanno a dormire sopra alcuni alberi. Quindi ci sono alcuni luoghi in città dove loro hanno individuato i loro dormitori. Quello che succede è quindi che gli uccelli, prima di posarsi sugli alberi, fanno tutta una serie di danze nel cielo che durano una mezz'oretta, 40 minuti, durante i quali si vede uno spettacolo veramente meraviglioso. Qui avete un esempio, queste sono delle immagini che sono state riprese sopra il dormitorio dell'Eur e sopra il dormitorio della stazione Termini, quindi voi vedete ci sono degli storni giganteschi, tutti questi uccelli che si muovono insieme, gli storni che cambiano forma, si contraggono, si espandono, sono delle forme veramente meravigliose, e questo c'è ogni giorno, ogni sera al tramonto durante tutto l'inverno. Quindi chi vive a Roma è abituato a questo spettacolo e ovviamente chi ha un minimo di curiosità anche scientifica non può fare a meno di chiedersi come sia possibile che gruppi di animali riescano a produrre un comportamento di questo tipo, con un grado di coordinazione e coerenza nel tempo e nello spazio come quella che vedete in questo video. Peraltro anche questo video ha una storia abbastanza interessante, perché questo video è stato girato in collaborazione con un fotografo italo-tedesco che io conosco, che un giorno venne a trovarmi a Roma mentre io stavo lavorando sugli uccelli
e mi chiese: ah, ma cosa stai facendo? Raccontami un po'. Io gli raccontai degli uccelli e lui subito disse: ah, ma questa è una cosa meravigliosa, dobbiamo fare un video, insomma. E poi alla fine è stato fatto questo video in collaborazione con una università tedesca. Bene, quindi questo era un po' per darvi l'idea di cos'è che noi vogliamo cercare di capire, cos'è che vogliamo cercare di trattare. Innanzitutto completo la presentazione che è stata fatta prima dell'inizio del seminario. Io sono una ricercatrice del CNR, dell'Istituto dei Sistemi Complessi del CNR, che si trova localizzato al Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma La Sapienza. Mi occupo di comportamento collettivo animale ormai da 5-6 anni. In realtà gli uccelli non sono l'unica specie animale a mostrare un comportamento collettivo del tipo che vi ho mostrato nel video precedentemente. Vi sono svariate altre specie in cui è possibile osservare comportamenti simili, e qui ci sono alcuni esempi che sono, immagino, familiari a molti di noi. Vi sono gli sciami degli insetti, le formiche, i moscerini, le zanzare, i pesci è un altro esempio molto, molto simile a quello degli uccelli, ma anche le mandrie di mammiferi, le pecore, le zebre, insomma vi sono veramente tantissimi esempi. Anche su scala più piccola sono stati fatti dei bellissimi esperimenti su batteri, sulle amebe, che hanno mostrato come anche su scale così più piccole vi siano movimenti collettivi rilevanti. Quindi diciamo, l'interesse in questo tipo di sistemi è cresciuto molto negli ultimi anni e varie comunità scientifiche si sono occupate del comportamento collettivo animale. Perché? Perché il comportamento collettivo animale è un po' considerato come l'archetipo di quello che viene chiamato in letteratura un comportamento collettivo auto-organizzato. Che cosa significa? Significa che voi avete un sistema che è composto da tante unità, gli uccelli nel caso degli stormi, e questo sistema ha un comportamento collettivo non banale, quindi per esempio si muovono insieme, fanno qualcosa insieme in modo coordinato, ma non c'è nessun leader, cioè non c'è nessuno che dice dall'esterno a tutti gli uccelli che devono volare in una certa direzione. Invece il comportamento collettivo è determinato univocamente dalle interazioni tra gli individui. Interazioni che sono locali, cioè sono locali nello spazio. Quindi non so, per esempio se pensate al caso degli uccelli, quello che si ritiene ormai a livello teorico, ma che è anche stato mostrato con gli esperimenti, è che il meccanismo con cui gli uccelli riescono a coordinarsi e a formare uno stormo che vola in modo coerente è un meccanismo di tipo imitativo localmente, cioè un uccello guarda i propri vicini, vede in che direzione volano e li imita. Quindi, come vedete, l'interazione è locale tra un uccello e quelli a lui vicini. Quindi c'è una tendenza ad allinearsi localmente, e però questa tendenza si propaga a tutto il gruppo. Quindi alla fine tutto il gruppo si muove nella stessa direzione. Quindi questo è un esempio di quello che appunto viene chiamato comportamento collettivo auto-organizzato o coordinamento distribuito, in cui da delle regole locali del moto si raggiunge un comportamento collettivo di tutto il sistema. Ora, nel caso dei gruppi animali c'è anche un altro aspetto interessante, e l'altro aspetto interessante è che questo comportamento collettivo non è semplicemente un comportamento collettivo punto, ma è un comportamento collettivo che ha delle funzioni biologiche. Per esempio, nel caso degli uccelli, come nel caso dei pesci, si ritiene che volare in gruppo abbia una rilevante funzione antipredatoria, cioè essendo in un gruppo gli uccelli riescono a reagire meglio al predatore che può attaccarli. Quindi il fatto di volare insieme ha una funzione importante per la sopravvivenza del gruppo e dei singoli individui, ovviamente. La stessa cosa vale per esempio nei pesci. Diciamo, la funzione antipredatoria non è l'unica. Nel caso dei moscerini, infatti, si pensa che gli sciami dei moscerini si formino con una funzione prevalentemente rivolta all'accoppiamento, cioè gli sciami sono formati da moscerini maschi
che si muovono tutti insieme e la femmina, quando arriva il periodo giusto, entra nello sciame, si accoppia col maschio e poi la coppia viene fuori. Quindi lo sciame si forma per attrarre le femmine e favorire un accoppiamento più efficiente. Quindi in ogni caso il comportamento di gruppo è un comportamento che ha una funzione e riesce a ottemperare questa funzione in maniera molto efficiente. Allora, diciamo, ovviamente una delle questioni principali che hanno interessato vari scienziati in varie discipline è riuscire a capire quali siano esattamente le regole, le interazioni tra gli individui, queste interazioni locali tra gli individui di cui vi ho parlato, che riescono a generare un certo comportamento collettivo. Perché? Perché ovviamente è interessante capirlo, perché se uno prima capisce il perché, poi scusate, se uno prima riesce a capire il come avviene un certo fenomeno, è un passo importante anche per riuscire a capire il perché, quindi diciamo l'aspetto meccanicistico è anche importante per poi riuscire a capire l'aspetto funzionale. Questo è uno dei motivi, se volete. Ma un altro motivo che interessa un po' più le discipline volte poi alle applicazioni tecnologiche è perché se noi riusciamo a capire quali sono i meccanismi che riescono a produrre dei comportamenti collettivi efficienti, poi possiamo cercare di riutilizzare le stesse regole in sistemi artificiali. Quindi l'idea che è molto in voga ultimamente è quella di riuscire a osservare il fenomeno naturale, estrarre le regole, estrarre i meccanismi sottostanti e poi applicarli per riuscire a costruire per esempio dei gruppi di robot o di sensori o di strutture artificiali che si comportino in maniera distribuita, cioè senza nessuno che li programmi dal di fuori, ma con regole di coordinamento esclusivamente tra le unità che compongono il gruppo e in maniera efficiente. Diciamo, questo spiega in gran parte perché ci sia così grosso interesse da parte delle comunità degli ingegneri, dei teorici del controllo e di chi si occupa di robotica mobile o di anche tecnologie aerospaziali in questo tipo di studi. Qua vi ho fatto alcuni esempi in queste immagini di possibili poi applicazioni di questi studi. La prossima domanda, la domanda a cui vorrei cercare di rispondere è cosa c'entra la fisica, perché io sono una fisica teorica, una fisica statistica di formazione e mi sono avvicinata a questo tipo di problemi, sia perché mi affascinavano, sia perché ovviamente ho ritenuto, e in effetti è stato vero, che la mia formazione potesse darmi qualche strumento in più per cercare di capire come funzionavano questi sistemi. Allora, io vi ho appena detto che i gruppi animali sono considerati degli archetipi di comportamento collettivo auto-organizzato, ma in realtà, se uno ci pensa bene, un archetipo precedente è costituito da molti sistemi che si trovano in fisica, nella materia condensata, sistemi di particelle, sistemi di magneti. Anche in fisica vi sono molti sistemi in cui ci sono tante unità in interazione e il sistema nel suo complesso, come conseguenza di queste interazioni tra le unità, mostra un comportamento collettivo non banale. Io vi ho fatto alcuni esempi, uno degli esempi più paradigmatici, più studiati nella fisica degli ultimi 70 anni è quello del ferromagnetismo. Quando noi andiamo a studiare un sistema ferromagnetico e andiamo a guardare microscopicamente da cosa è costituito un sistema ferromagnetico, quello che scopriamo è che non è altro che un reticolo, se volete, di particelle, e ogni particella ha un momento magnetico che viene chiamato spin a volte. Questo spin dovete immaginare un piccolo vettore, ho fatto questo disegnino, che può puntare per esempio in alto o in basso. Allora, quando il sistema si trova ad alta temperatura e c'è un grande disordine, se volete, la temperatura è un po' sinonimo di disordine, questi vettorini si orientano in direzioni aleatorie, no? Però vi è una tendenza tra un vettore in un sito del reticolo e un vettore vicino ad allinearsi, a prendere la stessa direzione.